maltempo mentre la montagna ferita cerca di rialzarsi, nuovi sopralluoghi in arrivo nelle zone colpite. Sabato la Presidente del Senato Casellati, voci danno in arrivo domani anche il Vice Premier pentastellato Di Maio. Intanto prima conta dei danni in agricoltura, 500 milioni di euro. Frase shock su Facebook di un dipendente dell'Uso abruzzese in polemica con il Veneto dell'autonomia: dovreste marcire con le vostre foreste, le scuse della Regione Abruzzo, atto deplorevole. A Rocca Pietre si lavora per ripristinare totalmente l'acqua e si guarda ai boschi devastati dal maltempo. A Massa di Sedico la storia di una famiglia ancora evacuata dopo il crollo dell'edificio a fianco alla loro casa. L'annuncio del territorio del Consorzio Turistico Dolomiti Star, la stagione invernale non è a rischio, il sopralluogo dell'assessore regionale al turismo. Festa in un circo allestito a Verona si trasforma in una rissa tra tre addetti. Un 57enne pestato a sangue da 2 uomini finisce in ospedale in gravissime condizioni, gli aggressori arrestati. Anziano cieco aggredito e rapinato in strada a Mestre, ma alcuni passanti riescono a inseguire il bandito e bloccarlo per farlo arrestare. Ha rischiato la vita in un incidente, ristabilitosi un 30enne trevigiano, ha preso la bici e ha raggiunto in solitaria il Senegal per rimettersi in gioco. Edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. In primo piano dunque la montagna devastata dal maltempo che cerca di rialzarsi, una zona che appunto dove si continua a lavorare e dove continuano i sopralluoghi anche da parte degli esponenti politici. Sabato è stato annunciato l'arrivo della Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, che sarà accompagnata dal governatore Luca Zaia in una visita ufficiale in Veneto, nei luoghi colpiti dalla devastazione delle ultime settimane, in particolare il Bellunese. Nelle ultime ore sembra sempre più probabile un arrivo, forse già domani in giornata, del vice premier pentastellato Luigi Di Maio, che una settimana fa aveva annunciato la sua presenza. Intanto sul fronte dei danni arriva una prima conta dei danni appunto in agricoltura, si parla di 500 milioni di euro. I dati che abbiamo oggi alla mano parlano di circa 500 milioni di euro di danni, circa un terzo proviene proprio dall'ambito agricolo. Se la conta complessiva dei danni in Veneto per il maltempo viene quantificata in 1 miliardo di euro, la metà, spiega Coldiretti, riguarda il settore agricolo, ad iniziare dalla produzione di alberi ad alto fusto, abeti, ulivi, con oltre 25.000 ettari di bosco andati distrutti. Bellunese e Vicentino le aree maggiormente colpite. Passiamo dall'Asiago, dalla zona di Vicentino, poi al nostro Bellunese, interessando sicuramente le aree della silvicoltura bellunese in primis, passando poi per le maghe d'alpeggio, agriturismi, di conseguenza grossi allevatori produttori di latte si sono trovati diversi giorni senza corrente elettrica, quindi impossibilitati alla mungitura delle stalle e quindi a tutto il ciclo produttivo. Anche Basso Rodigino e Trevigiano devono fare i conti con le conseguenze delle piogge e del vento della scorsa settimana. Per l'esondazione di qualche parte del Po si è persa anche una produzione delle cozze della zona, diciamo, della parte bassa, e sicuramente qualcosa ha colpito anche in provincia di Treviso, avendo esondato nella golena del Piave, nella zona di Ponte di Piave, nei vigneti antistanti. Ancora difficile invece fare una stima delle aziende coinvolte. Oggi abbiamo avuto delle conferme di danni 2-3 giorni dopo il maltempo, perché non riusciamo ancora a collegarci con tutte le nostre aziende presenti nel territorio, perché è ancora prive di corrente alle volte. Coldiretti, che ha convocato la task force sull'emergenza maltempo in occasione dell'assemblea elettiva della maggiore organizzazione degli agricoltori in Europa, chiede di avviare le procedure necessarie per la dichiarazione dello stato di calamità nelle zone più colpite. Esprimo la più totale riprovazione personale, civile ed istituzionale per le inaccettabili frasi comparse su un profilo Facebook, su un profilo social da parte di una persona, deduco, moralmente deplorevole. Inizia con queste parole la lettera che il Presidente del Consiglio regionale d'Abruzzo, Giuseppe Di Pangrazio, ha inviato oggi a Roberto Ciambetti, Presidente del Consiglio del Veneto, sul caso di un post pubblicato da un dipendente dell'ULSS abruzzese che, ricordando il processo autonomista veneto, concludeva dicendo: se fosse per me vi farei marcire insieme al legno delle vostre foreste.
Ho verificato attentamente, prosegue la missiva riportata da Ciambetti, e continuo a seguire costantemente l'accaduto. Ti assicuro che per quanto di sua competenza il direttore dell'azienda sanitaria della provincia dell'Aquila ha già avviato gli idonei procedimenti disciplinari al fine di sanzionare con assoluta severità un comportamento inqualificabile da parte del dipendente, lesivo dell'immagine dell'azienda stessa e dell'intera regione Abruzzo. Come detto, sabato è prevista la visita della Presidente del Senato Casellati nel Bellunese. Segnala l'assessore regionale alla protezione civile Bottaccini: la situazione delle utenze elettriche in costante miglioramento e ormai la quasi totalità delle medesime è servita o già da rete o comunque da generatore. Continua ad ogni modo contestualmente gli stacchi di generatori laddove si sta provvedendo alla riattivazione delle normali linee elettriche. Circa l'acqua, prosegue Bottaccini, resta invece in fase di sistemazione la tubazione a Rocca Pietore, territorio in cui ci sono ancora circa 400 utenze non raggiunte dal servizio, ma comunque servite da autobotti. E proprio a Rocca Pietore siamo tornati oggi con i nostri inviati Tiziana Bolognani e Renato Capoia. Ecco il loro reportage. Allora, siamo ai margini del torrente Pettorina, il torrente che la sera del 29 ottobre è esondato portando dietro a sé migliaia e migliaia di metri cubi di materiale che hanno invaso la frazione di Lepalue a Rocca Pietore e questo materiale è andato a scontrarsi, e quindi potete immaginare la potenza, con altra frana, con altro materiale che scendeva invece dall'altro versante della montagna. E qui oggi è un cantiere, come d'altra parte abbiamo potuto verificare in questi giorni. Palù e Sottoguda, ma anche sopra Sottoguda, lì mancano gli argini, stiamo lavorando con gli escavatori per creare degli argini provvisori ed è la nostra priorità. Dopo metteremo l'occhio anche sui boschi, bisogna impedire che il bostrico, cioè quel parassita che attacca le piante morte, si propaghi poi alle piante ancora vive. Quello è uno degli esempi di quello che è successo, ma un po' in tutto il Veneto. Il Presidente Zaia l'altro giorno diceva che sono 15 milioni le piante cadute in tutto il Veneto. Noi abbiamo a livello di Rocca Pietore credo il 40% del nostro patrimonio boschivo per terra. Questo ha causato chiaramente tralicci caduti, problemi alle linee elettriche, alla telefonia, visti i problemi anche dei giorni scorsi, non si riusciva a comunicare grazie a quel disastro lì. Ci sono problemi perché ieri avevamo detto che l'acqua era arrivata ad almeno 400 famiglie su 600 qui a Rocca Pietore. Oggi ci sono però nuovissimi problemi e anche urgenti da risolvere, le tubature sono intasate e quindi il problema dell'acqua si rinnova anche nella giornata odierna. Potrebbero esserci invece buone nuove per un appalto per la realizzazione di una tratta di acquedotto che da Malga Ciapela porta a Rocca Pietore. Io sono già più ottimista perché siamo intanto riusciti a dare un primo segnale di grande lavoro ridando l'acqua a buona parte dei cittadini. Adesso manca solo il capoluogo Rocca Pietore e qualche situazione un po' più particolare, ma la stragrande maggioranza del comune di Rocca è servita dall'acqua corrente nelle case. È la prima cosa essenziale del vivere civile, diciamo. L'altra cosa, si sta lavorando molto con la gestione dei generatori di corrente elettrica. La gente nelle case non ha la percezione che è una corrente comunque provvisoria, perché bene o male stanno funzionando e tutti si possono riscaldare con i riscaldamenti, le stufe a pellet, tutto quello che è elettricità. E sono due grandissimi segnali per la gente. Abbiamo lavorato sulla viabilità in maniera incredibile, ricevendo complimenti da ovunque. È uno dei simboli di questi drammatici giorni. Il crollo di Massa di Sedico sta facendo vivere un'odissea ad una famiglia. Sentiamo ancora i nostri inviati Tiziana Bolognani e Renato Capoia.
Siamo ritornati a Ponte Mas, dove c'è il simbolo del disastro creato dal maltempo in provincia di Belluno. L'immobile è ex Roni, così definito e così individuato, precipitato nell'alveo del torrente Cordevole la sera di lunedì 29 ottobre. Sono con Gloria Roni, che è una evacuata dalla casa che è a fianco, sorge a fianco dell'edificio che è precipitato nel torrente. Gloria, voi intanto non potete tornare ancora a casa, è già questa una situazione di per sé? No, abbiamo un'ordinanza di sfratto che per ora è valevole 15 giorni e ci devono saper dire come intendono procedere. Oggi doveva venire Genio Civile o non so chi per esso per fare il controllo statico della casa, per vedere di cominciare di vedere come affidare i lavori di arginatura, poi il riempimento, per poi permettermi di tornare a casa, però oggi ancora non abbiamo visto nessuno. Una delle questioni fondamentali, la signora Gloria Roni poco fa diceva non abbiamo visto nessuno, sono passati 10 giorni ed è vero, è così, nessuno ancora si è fatto presente, nessuno è venuto a fare un sopralluogo ufficiale, nessuno sa dire a questa famiglia se, come e quando potrà rientrare a casa, è vero? È giusto, giustamente. Noi oggi abbiamo fatto trasloco, che è il secondo che facciamo in questi 10 giorni, perché appunto abbiamo 2 gatti e quindi noi senza i gatti non possiamo andare da nessuna parte, ovviamente non potevamo lasciarli a casa da soli. E adesso una mia cugina mi ha dato disponibilità di una casa qui a Peron e quindi adesso ci ha suonato bene tutto in testa. Sono stati sollecitati interventi, uno di questi interventi che purtroppo è stato eseguito solo da volontari, da persone del paese, è stato quello di chiedere la rimozione di queste piante perché sono pericolanti e pericolose, nel senso che rischiano di portarsi con l'andare avanti delle giornate, con questa umidità e con le piogge, di portarsi via il piazzale. Beh certo, quello che è rimasto, che non è grandi cose perché lì avevamo il garage che è andato giù. Quindi se per caso dovesse precipitare nel torrente anche questa parte di piazzale, voi dovrete chiaramente dire addio a questa casa perché potrebbe diventare inagibile. Inagibile, cioè non abbiamo idea, hai capito? Anche perché sotto la frana si vede. Cioè. Intanto continua la gara di solidarietà per aiutare le popolazioni colpite, richieste di aiuti arrivano, di poter aiutare arrivano anche dall'estero e allora è questo il conto corrente istituito dalla Regione per chi vive all'estero e volesse contribuire versando dei soldi da destinare alle popolazioni colpite, le popolazioni venete colpite dal maltempo. Questo conto corrente però è utilizzabile appunto solo da chi vive all'estero. Per i residenti, per chi vive in Italia, il conto corrente resta quello di cui vi abbiamo parlato dalla settimana scorsa, che continuate a vedere in sovraimpressione anche nel corso dei nostri notiziari. Anche se l'allarme maltempo non è ancora cessato nel territorio del consorzio turistico Dolomiti Star, c'è già una certezza: la stagione invernale non è a rischio. Gli impianti di risalita e le piste dei compensori sciistici Civetta, Falcade San Pellegrino e Arabba Marmolada hanno subito danni di minima entità come piccoli smottamenti e frane, tutti però risolvibili in tempo utile a consentire l'avvio della stagione invernale come da programma, e anche le strutture ricettive parzialmente danneggiate torneranno pienamente efficienti entro poche settimane, pronte ad accogliere i turisti che sceglieranno le Dolomiti bellunesi per trascorrere le loro vacanze sulla neve.
L'avvio della stagione sciistica non è mai stato messo in dubbio, afferma il presidente Sergio Pra. Abbiamo già attivato un efficiente sistema di ripristino, precisa, e sia i consorzi impiantistici che gli albergatori stanno lavorando a pieno ritmo con caparbietà e tenacia per riportare tutto alla normalità. Intanto oggi sopralluogo dell'assessore regionale al turismo Federico Canere, che conferma appunto che la stagione sciistica non è a rischio. Io sono venuto innanzitutto per portare la solidarietà, parlare con gli albergatori, perché ci sono anche alcuni alberghi, ho visitato alcuni alberghi che veramente erano devastati, avevano l'acqua a 1,80 m all'interno delle saune, della zona ristorazione, insomma cose di questo tipo qui. E poi a sincerarmi della situazione per quanto riguarda gli impianti e le piste da sci. Ecco, qui devo dire che c'è anche una nota positiva, nel senso che possiamo dire con ragionevole certezza che la gran parte degli impianti e delle piste di sci saranno riaperte, se non sarà l'8 dicembre sarà comunque entro Natale, ma saranno agibili, e questo mi serve anche per lanciare un appello ai veneti, ma anche a tutti coloro che provengono da altre regioni, di non mandare le disdette negli alberghi come purtroppo sta accadendo. Lo capisco che la gente prende paura, ma tranquilli, perché rimetteremo tutto in ordine, le piste saranno agibili. Quella più preoccupante è proprio qui nel comune di Roccapietro, che è quella della Marmolada. L'impianto lì non ha subito danni, nemmeno la stazione di base, c'è del materiale lungo la pista, si sta lavorando per rimuoverlo, è quella che ne ha di più, mentre dalle altre parti penso il comprensorio del Civetta è assolutamente tutto agibile, così come Araba e gli altri comprensori. 2000 alberi da cui ripartire, questo è il prossimo impegno di Ascotrade per i territori veneti distrutti dal maltempo. Lo ha annunciato oggi Stefano Busolin, presidente dell'azienda trevigiana, in occasione del suo intervento alla Fiera Ecomondo di Rimini. Un'iniziativa, quella di Ascotrade, che rientra nel più ampio progetto di riqualificazione denominato Fabbrica dell'Aria, che ha già creato 3 nuove aree verdi, riqualificando 10.000 metri quadri di territorio. Il progetto prevedeva nelle prossime settimane l'avvio della piantumazione di 4.000 nuovi alberi suddivisi tra le province di Treviso e Vicenza, 1.000 nel comune di Morgano, 1.000 a Treviso e 2.000 nella città di Vicenza. Gli eventi di questi giorni hanno però convinto Ascotrade a spostare la propria attenzione verso i comuni più disagiati, e così le piante inizialmente destinate a Vicenza saranno inviate sull'altopiano dei 7 comuni. Nei prossimi giorni, insieme ai tecnici, ha proseguito Busolin, andremo a identificare le essenze più adatte e la zona in cui avviare la piantumazione. In totale saranno 2.000 le piante che comporranno il nuovo bosco di Asiago. Lasciamo questa ampia pagina dedicata al maltempo, andiamo alla cronaca. È ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di Borgo Trento a Verona, pestato a sangue da 2 colleghi che ora sono stati arrestati con l'accusa di lesioni personali aggravate. Doveva essere una festa dopo la giornata di lavoro sotto il tendone del circo, ma ha rischiato di trasformarsi in una tragedia. L'allarme è scattato intorno alle 3 di questa notte tra i tendoni del circo Medrano allestiti a San Giovanni Lupatoto. Una lite per questioni ancora da verificare tra 3 dipendenti di un'impresa di servizi esterni che lavora con il circo di nazionalità romena. I 2 avrebbero iniziato a malmenare a calci e pugni il loro connazionale di 57 anni. All'arrivo del personale di Verona Emergenza l'uomo versava in gravi condizioni ed è stato trasferito d'urgenza in ospedale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Verona, che hanno ascoltato le testimonianze dei presenti. Da subito si è capito quel che era successo, si era trattato di un'aggressione e i 2 responsabili sono stati, come detto, identificati e arrestati su disposizione del PM di turno. Adesso ci fermiamo per pochissimi istanti di pubblicità, restate con noi, a tra poco. Di nuovo in diretta, ancora la cronaca dal veneziano, con un rapinatore inseguito dai cittadini dopo aver preso di mira un anziano non vedente a Mestre. Il bandito è stato arrestato poco dopo dalla Guardia di Finanza. Un 67enne non vedente, rappresentante dell'Associazione Culturale Islamica La Pace, è stato colpito e rapinato del borsello a Mestre in pieno giorno. Il signore non vedente è molto conosciuto in zona perché è sua abitudine passeggiare qui durante il giorno, stava percorrendo questo attraversamento pedonale qui in via Milano quando è stato aggredito.
Erano le 14:30 circa e dopo aver preso il borsello un 19enne veneziano senza fissa dimora e sotto l'effetto di stupefacenti ha iniziato a fuggire verso Corso del Popolo. Ma la sua fuga non è durata a lungo perché alcuni passanti, prima 2 donne e poi un uomo in bicicletta, hanno iniziato ad inseguirlo gridando, come ci racconta una delle protagoniste che lavora in zona e stava rientrando dalla pausa pranzo. Che noi urlavamo sotto il portico, c'erano delle persone che passeggiavano, continuavamo là, aiutateci, fermate, correte, fermatelo, zero. Vabbè. E quindi questo in bicicletta capisce, praticamente mi pare che avesse sul cestino della bici una borsa, ha dato la borsa per correre più velocemente in bicicletta alla ragazza che ha iniziato quindi a continuare a correre e questo è andato avanti con la bicicletta. Attirati dalle grida, 2 finanzieri che rientravano dalla pausa pranzo hanno fermato in Corso del Popolo il giovane ladro che con tutta probabilità nel momento della rapina era convinto che la sua vittima avesse prelevato la pensione dalle poste che si trovavano poco distante. È stato arrestato e oggi rinviato a giudizio. C'è sconcerto tra chi vive e lavora in zona e proprio nel giorno in cui arriva l'ok del Senato al DL Sicurezza qualcuno riscontra dei miglioramenti a Mestre, ma sostiene non sia ancora abbastanza, mentre c'è chi è più ottimista. Non succede da anni, si sente sempre dire, ma adesso che così in pieno giorno succedono queste cose è un po' allarmante per la cittadinanza e soprattutto per gli anziani. Male, non c'è mai dei poliziotti, dei vigili che girano, non c'è mai nessuno qua. E qua la gente fa quello che vuole. Da una certa ora in poi chiaramente c'è difficoltà a girare per le strade, e specialmente qui nel Corso del Popolo, via Piave, eccetera. Tempo fa era peggiore, adesso è migliorato un po', però non tantissimo. Voltiamo pagina per raccontarvi l'avventura vissuta da Fabio Gatto, trevigiano, che partito da Masera ha raggiunto in solitaria in bicicletta Dakar. Eccolo l'arrivo sabato scorso di Fabio Gatto, 30 anni di Masera, di ritorno dal suo incredibile viaggio in solitaria. Sono partito da qui e sono arrivato a Dakar, in Senegal, in 40 giorni. Quanti chilometri? 6.000 chilometri. Chilometri percorsi da solo in sallo alla sua amata bicicletta, attraversando città, paesi, immortalati in questi scatti, esperienze che porterà per sempre dentro di sé. Più che le città, i vari paesi, villaggi, ma sono forse anche determinati dei momenti di stati d'animo, dei vari stati d'animo che ho vissuto. Momenti difficili come quello vissuto vicino a Marrakesh prima di addentrarsi nel deserto. Per esempio una sera che non trovavo più da dormire, avevo sbagliato dei conti perché pensavo di arrivare in un paese, invece era proprio un villaggio che non c'era niente. Allora ho chiesto alle persone se avevano qualcosa da mangiare o se potevo accamparmi lì, e loro sono stati gentili. Durante il viaggio Fabio ha festeggiato i suoi 30 anni. Ero nel deserto, era proprio l'ultimo giorno che non vedevo nulla e l'ho passato da solo così. Fabio Gatto non è nuovo ad avventure simili. Prima di questo viaggio, sempre in bicicletta, aveva raggiunto Capo Nord, Barcellona e Istanbul. Una passione per la bici diventata ancora più forte dopo un incidente che lo ha costretto in un letto di ospedale per 2 mesi. Dopo quella difficile esperienza, la voglia di riappropriarsi della vita e di mettersi in gioco. L'ho ripresa in mano e le cose sempre avevo meno paura a stare in giro, a fare e a mettermi alla prova. Ma dopo questo viaggio unico, Fabio sembra essere pronto ad appendere la bici al chiodo. Non penso neanche ce ne saranno altri. Vi riproponiamo le coordinate bancarie per coloro che vivono all'estero e volessero contribuire donando qualcosa per aiutare le popolazioni venete colpite dal maltempo. Queste le coordinate bancarie destinate appunto a chi vive all'estero. Per chi invece vive in Italia resta aperto il conto corrente, le cui coordinate le avete viste nei giorni scorsi e continuerete a vedere durante le edizioni dei nostri telegiornali. Entrambi conti correnti della Regione Veneto. Di maltempo si parlerà questa sera alle 20:10 insieme a Roberto Padrin, presidente della provincia di Belluno, nonché sindaco di Longarone, e a Rudy Roffarè, segretario aggiunto della CISL Belluno e Treviso. Con il Veneto è tutto, previsione del tempo, grazie per l'attenzione, buona serata.
Ben ritrovati al meteo. Lieve instabilità sulle nostre regioni, ma vediamo il dettaglio di giovedì 8 novembre. Sul Veneto il tempo sarà in prevalenza buono, tuttavia il cielo si presenterà molto nuvoloso e spesso coperto al mattino, maggiori schiarite soleggiate invece a partire dal pomeriggio, salvo per isolati piovaschi sui settori orientali. Temperature piuttosto fresche con minime tra 12 e 14 gradi. Valori massimi compresi invece tra 15 e 18 gradi. Diamo ora uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Sarà una giornata piuttosto grigia e instabile sulla nostra regione. Il cielo risulterà nuvoloso su tutte le province sin dal mattino. Non si escludono anche dei locali rovesci a carattere sparso ma piuttosto frequenti. Maggiori schiarite dal pomeriggio. Temperature minime tra 12 e 13 gradi. Massime oscillanti invece tra 16 e 18 gradi circa. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto la previsione, molte nubi e cielo a tratti anche coperto sui settori meridionali della regione, anche con qualche piovasco associato. Maggiori schiarite soleggiate invece sui restanti settori. Temperature minime tra 10 e 13 gradi. Massime comprese invece tra 13 e 17 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.